La DIA di Reggio Calabria ha confiscato beni mobili e immobili per un valore di quasi 50 milioni di euro a Salvatore Domenico Tassone, un imprenditore di Polistena ritenuto in contatto con alcune cosche dell''ndrangheta. La confisca si inserisce nell'ambito dell'operazione Arca contro illeciti negli appalti per lavori di ammodernamento dell'autostrada 3. 6 persone sono rimaste ferite stamani in un incidente stradale verificatosi a Catanzaro in contrada Germaneto. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'ambulanza del 118 proveniente dall'ospedale di Lamezia Terme che trasportava un paziente che doveva essere ricoverato d'urgenza per un intervento chirurgico al cuore ed una Mercedes. Le condizioni di alcuni di loro sarebbero gravi. Il presidente del Tribunale di Imperia, Gianfranco Boccalatte, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Boccalatte è accusato anche di millantato credito. Secondo il castello accusatorio avrebbe concesso un affievolimento delle misure di prevenzione nei confronti di 2 calabresi, Nicola Sansalone e Leonardo Michele Andreacchio, originari della provincia di Reggio Calabria. Un imprenditore, Domenico Strumbo, è stato arrestato dai carabinieri di Girifalco con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'arresto rientra nell'ambito dell'inchiesta della DDA su una presunta estorsione ai danni della società Brulli Energia di Reggio Emilia, che era impegnata nei lavori di realizzazione del parco eolico di Girifalco.